Siamo con Filippo Segato, segretario Appe Padova, e parliamo di queste sagre o feste estive che appunto stanno spopolando insomma ultimamente, soprattutto nell'estate, feste non regolamentate. Questa è la protesta dell'Appe. Ma sì, riportiamo quelle che sono le lamentele dei nostri associati, in particolare dei ristoranti e delle pizzerie. Abbiamo fatto uno studio che abbiamo rilevato che solo nel periodo estivo ci sono in provincia di Padova, quindi non solo nei Colli Ugani ma anche nella Saccisica, nell'Alta Padovana, nella Bassa, più di 300 sagre, feste, manifestazioni locali con un fatturato di oltre 10 milioni di euro, quindi parliamo di numeri assolutamente importanti. È una concorrenza vera e propria che fanno queste attività alle attività di somministrazione regolari di alimenti e bevande. È una concorrenza in tanti casi sleale perché viene fatta in violazione di tante normative per quanto riguarda gli ambiti fiscali, igienico-sanitari, previdenziali, del lavoro, della sicurezza. Sono tutte cose, tutti argomenti, tutte normative che gli esercenti devono rispettare, sono sottoposti a continui controlli, mentre in queste attività sembra quasi ci sia una sorta di Far West, una sorta di libertà di organizzare, di fare, di proporre senza nessun controllo da parte delle autorità. Ecco, mancano appunto controlli e regole ben precisi. Voi avete scritto una lettera aperta alle autorità e non solo. Sì, abbiamo lanciato un vero e proprio grido d'allarme perché abbiamo visto che a contattare i sindaci non si ottiene nulla, a contattare la regione non si ottiene nulla. A questo punto abbiamo scritto una vera e propria lettera aperta invitando tutti quanti, le autorità di controllo, le autorità politiche, pubbliche, istituzioni eccetera, a fare ognuno la propria parte. Secondo noi qualche piccola regola c'è, si tratta anche di riuscire a metterla in pratica, a farla rispettare. Basterebbe per esempio una cosa molto semplice, che ogni comune all'inizio dell'anno stabilisse un calendario, nel senso entro una certa data quelli che vogliono organizzare delle sagre, delle manifestazioni possono presentare l'apposita domanda al comune. In questo caso quindi le autorità che svolgono i controlli avrebbero la possibilità di avere già all'inizio dell'anno un calendario di quelle che sono le manifestazioni e quindi potrebbero programmare più efficacemente questi controlli.